Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. In questo video parlerò di Notre Dame. Non parlerò dell'incendio perché ci sono fin troppi video su YouTube adesso che parlano di questo argomento e anche perché sarebbe alquanto inutile visto che le informazioni sono sempre quelle. Parlerò invece della cattedrale di Notre Dame, della sua storia, della sua costruzione e di alcune curiosità. Notre Dame è una delle costruzioni gotiche più famose al mondo ed è un monumento visitatissimo. Dove oggi si trova la cattedrale, ai tempi dell'Impero Romano, si trovava un tempio dedicato a Giove. Prima dell'attuale chiesa esisteva una più antica cattedrale dedicata a Santo Stefano, che venne affiancata da un'altra dedicata alla Vergine Maria. Demolite le due chiese, ormai fatiscenti e inadatte al numero di fedeli, venne posata la prima pietra nel 1163, alla presenza di Papa Alessandro III sotto il regno di Luigi VII il Giovane. La nuova chiesa è stata costruita in stile gotico che si era già affermato in Francia con la costruzione della Basilica di Saint-Denis, delle cattedrali di Sens, di Noyon e di Laon. La costruzione della nuova cattedrale cominciò sotto la supervisione del vescovo Maurice de Sully a partire dal coro. La struttura, a 5 navate con doppio deambulatorio intorno all'abside, venne portata a termine nel 1182. La chiesa non è ancora del tutto gotica, infatti ci sono ancora dei rimandi alla tradizione romanica, come si può vedere da questa partizione tipica del primo gotico, con ancora il matroneo, il triforio e il claristorio divisi in queste fasce. Questa è una visione del matroneo che è un elemento che andrà a sparire con le successive chiese. In questa tavola è possibile vedere quanto alta sia la cattedrale di Parigi in confronto ad altre cattedrali successive, mentre qui si può vedere la differenza fra l'aspetto delle navate prima e dopo l'intervento del 1250. All'altezza del transetto è possibile vedere ancora le vecchie finestre, con dei rosoni più piccoli sormontati dalle monofore, poi successivamente sostituite nel 1250 con delle più alte finestre per illuminare meglio la chiesa con uno stile gotico più secondo i canoni di bellezza di quei tempi. Le campate sono articolate con delle volte a crociera con 6 nervature, tipiche del periodo gotico iniziale di altre cattedrali di quel periodo, poi successivamente sparite in altre cattedrali successive. Possibile vedere queste volte anche nella cattedrale di Laon. La facciata principale è tipica della tradizione francese, con 2 torri campanari nel Westwerk, mentre le facciate laterali hanno stili e caratteristiche diverse, con rosoni molto più grandi e finestre che illuminano molto di più la chiesa. All'interno è possibile vedere le bellissime vetrate colorate con vetri fusi assieme col piombo. Questi vetri sono stati tolti e sostituiti con vetrate bianche durante il barocco. Durante la Rivoluzione francese vennero rimosse e demolite le statue presenti nella facciata. Inoltre venne demolita anche la flèche. Questo era l'aspetto della chiesa prima dell'intervento dell'architetto Viollet-le-Duc. Qui si vede il suo progetto, con anche delle guglie presenti sopra i campanili, mai realizzate. Questa è la foto dopo il restauro dell'architetto, mentre in questo dipinto è possibile vedere la chiesa prima della costruzione della flèche, che è andata perduta nell'incendio. Questa è la foto prima ovviamente dell'incendio, dove è possibile vedere l'abside della chiesa, e questo è un dettaglio della flèche ovviamente andata perduta nell'incendio, come abbiamo potuto vedere. Anche i gargoyle sono un'aggiunta dell'architetto Viollet-le-Duc, non erano presenti nel progetto originale. In queste riprese vedrete la facciata nel dettaglio, soprattutto i portali istoriati con bassorilievi e statue di santi, e al di sopra di questi la galleria dei re, come detto prima restaurati entrambi dall'architetto Viollet-le-Duc. Apro intanto la parentesi Assassin's Creed Unity, che alcuni giornali, tipo Fanpage, hanno detto che grazie a quel modello là di Notre Dame verrà usato per restaurare la chiesa effettiva, ma questo vi rispondo io che non avverrà, perché il modello presente in Assassin's Creed Unity, come tutti i modelli presenti in tutti gli Assassin's Creed, non sono mai accurati al 100%, un po' per motivi di gameplay e un po' per motivi di copyright, perché i monumenti sono coperti da copyright. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, mi piace, spero che la ricostruzione della cattedrale avverrà non in tempi troppo lunghi. Comunque non vi demoralizzate troppo, perché quello che è andato perduto è comunque ricostruibile. Ovviamente il danno non sarà mai del tutto riparabile, però non è del tutto irrecuperabile, diciamo. Tanto va bene tutto, passo e chiudo.